Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale, bentornati a voi, bentornato a me e di nuovo su Elite Dangerous Horizon Beyond bla bla bla. Ma dopo tutto quello che è successo nelle dirette, nei video passati, mi dite perché sei ancora su Elite? Beh, non farò più dirette, ma dei video col vecchio formato di video registrati in presa diretta e poi leggermente assemblati in post-produzione e quindi sì, qualche video verrà fuori ancora su Elite. Il primo video che vado ad affrontare in questa nuova miniserie, chiamiamola così, è il trasporto passeggeri nel 2020. Ossia, cosa è cambiato, cosa non è cambiato e come funziona tutto il discorso del trasporto passeggeri oggigiorno, perché ho visto che è un argomento che interessa parecchio. Abbiamo già trattato in un precedente video tutte le varie meccaniche di questo aspetto del gioco e oggi invece andiamo a vedere nel 2020, oggi cosa è cambiato, cosa si può fare, cosa non si può fare. Quindi mi dirigo verso Colonia, appena arrivo a Jack Station farò l'attracco e da lì ripartiamo col nostro discorso, andiamo a controllare cosa come. Sì, sono a Colonia e non cambia niente da qui alla bolla e quindi niente, tra un po' andiamo a vedere cosa succederà. Quindi potenza piena ai motori, velocità smodata, lanciamo il jump e tra un po' ci rivediamo quando sarò a Jack Station. Io personalmente avrei sperato in qualche novità, sinceramente. Comunque, pad 39, come sempre sapete che mi lamenterò a morte che questi pad non sono colorati, nonostante a chi... ho sbagliato tasto. Nonostante a chi non piaccia questo mio commento. Sì, ci sono cose ben peggiori da sistemare all'interno del sito, però come quality of life improvement, vista la quantità di doc che facciamo nella nostra vita dentro Elite, penso che sia una cosa, diciamo, abbastanza dovuta. Mi abbasso un attimo l'audio nelle cuffie perché non sento neanche i miei pensieri, era un po' troppo alto l'audio in cuffia. Ok, dai, allora, adesso abbiamo attraccato, andiamo a entrare proprio nell'hangar e andiamo a vedere qualcosina. Quel qualcosina che cos'è? Fondamentalmente in velocità, un po' di outfitting e di cosa sono, come si comportano le missioni di trasporto passeggeri. Dai, 2 anni, ogni volta sta animazione qui comincio a non sopportarla più. Non so voi, che magari giocate anche più di me a questo gioco ultimamente o quello che sia, ma sinceramente già dopo la quinta, sesta volta, questo pad che si ritrae così e ci mette questi 10-20 secondi, dopo un po' diventa veramente fastidioso. Comunque, Starport Services, nella nuova interfaccia che hanno fatto un po' di tempo fa, un bel po' di tempo fa a dire il vero, che ormai è diventata l'interfaccia di default. Comunque, outfitting, andiamo a vedere la prima cosa. Optional internal, non mi ricordo cosa ho messo. Ah, ok. Ho caricato una 6C First Class Passenger Cabins. Ok, andiamo a fare un bel browse shop, così andiamo a vedere se c'è qualcosa di nuovo nelle cabine, ma non c'è, ve lo dico già, perché le Passenger Cabins sono rimaste praticamente identiche. Business, prima classe, economy e dopo ci sono anche le luxury per chi ha le navi trasporto passeggeri, quindi scegliete la cabina che vi potete permettere in base alla dimensione della vostra, del vostro slot sulla nave e in base ai soldi che avete, quello che sia, e scegliete anche in base al numero, insomma tutti i vari parametri. Quindi fondamentalmente dimensione dello slot della vostra nave 6, 5, 4, 3, qualità cos'è? Economy, business, first class o luxury e ovviamente in base a questo numeretto, quindi in base alla classe, potrete portare più o meno persone. Quindi le 6C e first class per esempio portano 12 persone. Se andiamo a vedere una business invece, dove sono finite qua? Passenger cabins, business 6D, come vedete può portare, dove l'hanno scritto, 16 persone, quindi 4 persone in più di una first class. Le economy le abbiamo, sì, possono portare addirittura 32 persone dentro, quindi in base al tipo di passeggeri che volete trasportare da una parte all'altra sceglietevi le vostre cabine. Quindi anche qui nulla di invariato, stessa identica cosa. Lascio il setup che ho attualmente sulla nave, tanto più o meno va bene. Andiamo nel passenger lounge velocemente, andiamo a vedere che missioni abbiamo a disposizione. Allora, fondamentalmente diciamo le meccaniche sono turisti o passeggeri normali. Passeggero normale lo prendete dal punto A, lo scaricate nel punto B, punto e fine. A volte il turista può
può funzionare con questa meccanica, quindi prendete il turista, lo portate dal punto A al punto B e siete a posto. Altre volte il turista invece vuole visitare qualcosa e poi tornare indietro, quindi partite, arrivate dal punto A, andate al punto B e dal punto B tornate al punto A riportando indietro il turista. Vediamo se c'è qualche missione di questo tipo qui che andiamo a vedere. No, sono tutte veramente a corto raggio. Qua per reputazione, qui addirittura ne ho 9, oh, ecco qui 9 su 9. Andiamo a vedere queste se ce n'è qualcuna. Ecco qua, 22 light years, quindi questa cosa vuole andare a vedere Proxmire and Collect Data, quindi probabilmente bisogna andare avanti e tornare indietro. Vediamo se ci dà qualche, eccolo qua, dobbiamo andare a Cemies. 22.000 light year di distanza e non sono pochi. Andiamo a vedere nella Galaxy Map dov'è questo sistema, lo punta già ed è a Cemies, fondamentalmente nella bolla. Quindi dobbiamo andare da Colonia alla bolla. Sembra poco, ma in Elite questa distanza è siderale, serve davvero davvero un sacco di tempo per arrivare qui. Altra cosa da fare attenzione è che se hanno questa coroncina, sappiate che quando prendete questa missione occuperà tutta la cabina, anche se le persone che caricate dentro sono solo 3. Queste 3 persone occuperanno completamente tutta la cabina. Quindi fateci attenzione, se non hanno questa coroncina invece nella cabina potete mettere più persone, per esempio 36 security workers seeking transport, quindi se ne potete mettere un'altra di missione che va sullo stesso spazioporto o anche in giro con altri cicciopanzi che non hanno la coroncina, potete zeppare fondamentalmente tutte le vostre cabine come vi pare. Andiamo nell'inventario, nelle cabine, quindi per dire ok, una missione con la coroncina occupa tutta questa prima cabina, le altre potete mettere nella prima, nella seconda e nella terza, cumulando tutto lo spazio come un mega autobus, per capirci. Ok, e quindi anche qui nessuna modifica. Vediamo se c'è qualcos'altro da poter trasportare senza dover fare 21.000 light years di distanza come questa o come questa. Allora, giusto per farvi vedere, prendiamo quella che costa, che paga di più. Questo vuole andare a deriso, 362.000, prima classe 2, quindi prendiamo la cabina, 10 light years, accept contract. Quando abbiamo accettato il contract, come vedete qui abbiamo 2 persone su 12. Se noi adesso andiamo a prendere un altro contratto di trasporto che va magari a deriso, vediamo se c'è qualcun altro, eccolo qua, anche questo va sempre nello stesso spazio, Jill Station, sì, pick cabin. Come vedete non posso più selezionare questa cabina, devo assolutamente per forza mettere tutti su un'altra cabina. A differenza invece, vediamo se ne abbiamo un altro, Piteas, vabbè 16 light years, 18 business che pagano anche parecchio, 2.400.000 cucuzze, picchiamo la cabina, come vedete tutte le cabine diventano una enorme cabina con tutti i posti che abbiamo a disposizione. Per vedere meglio questa cosa però faccio una cosa veloce nell'outfitting della nave, quindi prendiamo 2 business, prendiamo questi, pick cabin, pam, buttiamo dentro tutti e non posso più prendere nessun altro perché ho le cabine piene. Comunque, peccato, volevo farvi vedere come si raggrumavano, però se noi adesso avessimo abbastanza spazio e andassimo a prendere questi, potremo infilarli qua dentro, come vedete. Adesso non posso farlo perché non ho abbastanza spazio, ma se lo avessi lo farei così, vabbè. Comunque era giusto per farvi vedere. A questo punto cosa facciamo? Abbiamo i nostri contratti fatti, finiti e pronti all'uso. 27, allora vediamo chi andiamo a portare prima. Andiamo a portare i trasportatori, eccolo qua, Keep Monroe. Ok, andiamo a deriso, prima classe, 2 ore per 2 ore e mezza per finire la cosa. Allora, velocemente, ecco qui abbiamo anche l'indicatore che ci indica la nostra destinazione, mettiamo la ruota, usciamo, lanciamo e andiamo a iniziare la prima delle 2 missioni di trasporto passeggeri. Ne ho prese due per tipo, così giusto per vedere. Cosa si fa a questo punto? Si parte con la nave, si aspetta la solita classica animazione e dopo vedremo cosa succede. Ok, solite operazioni comuni che facciamo costantemente sempre all'interno di questo gioco, quindi anche qui non è cambiato niente
nella partenza dagli spazioporti o quello che sia. Motori a tutta manella. Anche qui avere una buona manovrabilità aiuta. Non hanno ancora inserito nessuna meccanica per gestire le accelerazioni della nave e se i passeggeri vomitano durante il viaggio perché state facendo manovre troppo estreme. Questo non c'è, sono semplicemente dei pacchetti lì seduti che raramente si lamentano. Ok, lanciamo il frame shift drive e ci vediamo tra poco quando arrivo a destinazione. Ed eccoci qua, finalmente ha deriso. Andiamo a fare anche qui di nuovo sempre le solite nostre belle operazioni di docking. Ok, andiamo alla Bay 1-7. Così si sono risparmiati un sacco di voice acting per dire 17 è più comprensibile effettivamente e con pochi file audio hanno fatto un po' tutto. Sì, fai pure la scansione, tanto non ho nessuna merce di contrabbando, stai tranquillo. Andiamo a parcheggiare. Pad 17. Ok, andiamo quindi a completare la prima delle due missioni di trasporto passeggeri. Questa volta è il turista che vuole andare qui. Nel frattempo non ha chiesto cambi di destinazione. Ok, non serve che entriamo, se dovete fare operazioni veloci non serve che entrate e perdete tempo lì. Facciamo un veloce refuel, passenger lounge, vedete c'è quell'icona col punto esclamativo che ci dice che abbiamo qualcosa da consegnare, tipo questo ciccio panzo. Andiamo a prenderci che cosa? I nostri soldini, reputation e influence. Dai. Ok, ci danno i risultati della missione. Abbiamo preso un po' di cucuzza da aggiungere al nostro cucuzzaro e vabbè, e quanto siamo andati su con le reputazioni con i vari cosi. A questo punto andiamo no, in chat, dai, andiamo a vedere i turisti dove devono andare. Facciamo una cosa molto veloce, andiamo dentro questo sistema. Fortunatamente già ce l'avevo. Facciamo la rotta verso il prossimo spazioporto, non sto neanche qui a guardare dov'è, tanto non ci interessa. Andiamo a partire, quindi come vedete non dobbiamo rientrare, fare tutta l'operazione, semplicemente consegniamo, giriamo la nave e usciamo. Ecco qui, perfetto. E si riparte. Quindi tra un po', appena usciamo da qui, vado a iniziare la prossima tappa e dopo ci vediamo appena sono arrivato dall'altra parte. A fare un po' di manovre per cui gli spazioporti sono molto contenti, quindi come vedete sto facendo proprio delle manovre abbastanza violente per questa nave, per anche i suoi passeggeri. Immaginate di essere, che ne so, in un autobus e questo comincia a tirare freni a mano per strada. Non penso che voi ne sareste molto contenti, però in Elite alla fine quando entrate nell'autobus spaziale che siamo noi in queste navi qui diventate praticamente delle entità fuse con la nave, quindi non vi dà più fastidio anche se il pilota fa queste manovre. Comunque vabbè, giusto per dire, sarebbe stata secondo me una meccanica interessante poter gestire questa cosa nella manovrabilità della nave in relazione al carico che stiamo trasportando. Stiamo trasportando un carico umano, magari vediamo di averne un po' cura. Comunque avviamo i motori e noi ci vediamo appena arrivo al prossimo spazioporto. Ok, riavvio un attimo la registrazione perché mi hanno lanciato una interdizione e in relazione a quanto dicevamo poco fa, la meccanica di dover gestire le accelerazioni per i passeggeri in questo caso diventa per esempio molto interessante. Quindi dover gestire sia lo sballottamento, diciamo, dei passeggeri in relazione al fatto dei pirati che ci attaccano può generare veramente automaticamente molti scenari diversi che, se gestiti bene, possono portare Elite ad avere quel pepe in più che secondo me dovrebbe avere su queste cose. Invece qua posso fare tutte le manovre che voglio, i passeggeri appunto come dicevamo prima non ne risentono e quindi vabbè, non importa, posso anche veramente mettermi a combattere a patto che magari non danneggio lo scafo o rispetto comunque sempre i requirements
della missione, che sono scritti ovviamente qui. Se i passeggeri, non so, hanno paura o non gli piace che la nave venga attaccata, c'è scritto la nave non deve subire danni. Se la nave subisce danni, prendete semplicemente un po' meno soldi, punto e fine. Quindi questo è quanto. Vabbè. Ci sarebbe veramente una vita di discorsi da fare su queste meccaniche, sulle potenzialità dei scenari anche nella gestione semplicemente del cargo, scusate, dello human transporter, quindi del trasporto umano all'interno di Elite Dangerous, che darebbe veramente secondo me al gioco una serie di scenari e di giocabilità davvero davvero interessante. Purtroppo non c'è, vabbè, quindi il trasporto passeggeri è così superficiale come lo vediamo e come l'abbiamo visto poi. Sì, dai, velocemente vado ad attraccare, che ormai visto che sono nel discorso e lo starport non è troppo distante, non vado a fare un ulteriore taglio al video. Andiamo a fare un po' delle nostre belle manovrine, diamo un po' di potenza ai motori, una bella andata di thrusters. Ok, e stiamo andando anche abbastanza conservativi, se no avrei già dato un altro colpetto ai super propulsori. Vabbè, non importa, dai. Divertiamoci un pochettino negli unici posti dove possiamo goderci un po' l'avionica di queste navi e andiamo all'attracco. Pad 39. Lo vedete? Sì, adesso sì. Ok. Ok, considerate che è un'anaconda molto molto leggera questa. Ok, perfetto. Quindi come prima, Starport Services, andiamo a consegnare il nostro carico umano di cicciopanzi che hanno abbisognato del nostro trasporto. Andiamo a prenderci questo 1.854.000 cucuzze, che non è male. Eccoli qua, soldini e tutti contenti. Perfetto. Bene, quindi siamo già anche rifatti dell'acquisto delle cabine, come vedete molto velocemente, e qui cosa andiamo a vedere? Beh, il trasporto passeggeri resta una delle attività abbastanza remunerative, senza troppo sbattimento, diciamola così, e è molto semplice, mettete le cabine, caricate i passeggeri, cercate le missioni che vi pagano di più all'interno di un range non esagerato, quindi non fate le missioni quelle a lunghissimo raggio, se le fate solo perché magari proprio state andando a Colonia, allora vi rifate di un po' di spese di viaggio, che comunque vi dico, già vendendo i dati cartografici vi riportate a casa una bella pacca di soldini quando fate il vostro viaggio da Bolla a Colonia. Comunque, chiusa parentesi, devo essere sincero, non ho visto praticamente quasi nulla di nuovo, se non le interfacce ovviamente dovute alle ultime release. Andiamo a parcheggiare la nave nel frattempo. E quindi trasporto passeggeri 2020 dentro Elite Dangerous Horizon, Beyond, quello che sia, non è cambiato niente. Quello che facevamo una volta lo facciamo anche oggi, e sinceramente in X anni non lo so, io non lo so voi come la pensate, dal mio punto di vista mi sarei aspettato qualcosina in più sotto questo punto di vista, quindi dal punto di vista di questa carriera, quindi magari la gestione, come dicevamo prima, delle accelerazioni G in fase di manovra, della customer satisfaction, quindi della soddisfazione cliente e cose del genere, per raggiungere appunto magari quelle piccole cose che non stravolgono il gioco, ma ci danno un po' quello spice, quella spezia, quella piccantezza in più, diciamo, al gioco, che ci consente di gustarci meglio tutto l'enorme universo di Elite, che però purtroppo dal mio punto di vista per questo tipo di carriere pecca di estrema superficialità. Per andare a chiudere questo video, tra un po' vado a riconfigurare la nave per il viaggio a lungo raggio, riporterò la nave nella bolla, quindi per un po' sarò in viaggio da Colonia alla bolla, me ne ritorno a Casuccia, giusto per dire, e alla fine di questo viaggio andrò a riprendere un po' le varie vecchie meccaniche, quindi volevo fare anche un video sul mining, deep core mining, perché lì sì invece sono cambiate parecchie cose. Questo il mining è uno scenario dove alcune cose sono rimaste invariate,
il mining di base con i laser, ma altre cose le hanno cambiate, le hanno aggiunte in un big update che hanno fatto tempo fa, di cui abbiamo già parlato e del quale sinceramente non sono tuttora un grande fan. Ma questa è una storia per il prossimo capitolo. Per il momento Virus 101 ha esaurito i contenuti per questo mini video dedicato, non neanche tanto mini, dedicato ad Elite Dangerous Horizon Beyond, trasporto passeggeri 2020. Cos'è cambiato? Riprendo un po' di fiato. E quindi basta, altro da dire non ce n'è. Virus 101 vi saluta con il suo ormai consueto transmission out.